Dolce napoletano. Oggi facciamo il roccocò, che è un dolce tipico napoletano delle feste di Natale, e in tutta la Campania ci sono vari tipi, varie variazioni sul tema. Gli ingredienti sono 300 g di farina 00, 300 g di zucchero, 300 g di mandorle spellate che poi tosteremo, 10 g di canditi, e poi abbiamo la buccia di un'arancia grattugiata, 15 g di miele e 2 g di bicarbonato di ammoniaca, e poi abbiamo acqua 100 g. E un discorso a parte è per il pisto, che è un insieme di varie spezie: cannella, noce moscata, chiodi di garofano, poi c'è la vanillina, e poi ci sono l'anice stellato, insomma varie spezie, per cui anche un pochissimo pepe. Voi lo potete fare, ve li ho detti quali sono, e in tutto devono essere 5 grammi. Se lo trovate è meglio, basta andare in negozi specializzati per pasticceria, sicuramente ce l'hanno. E per finire un uovo, per poi spennellare i nostri roccocò prima di infornarli, e un pizzico di sale. Cominciamo l'impasto per i nostri roccocò. Mettiamo la farina sulla spianatoia, ci aggiungiamo lo zucchero, il nostro pisto, ricordate tutti gli aromi che vi ho detto: noce moscata, cannella, chiodi di garofano, vaniglia, anice stellato. Poi ci mettiamo la nostra buccia d'arancia, il nostro miele, e incominciamo ad impastare con l'acqua. Vi sembrerà duro all'inizio, poi mano a mano vedrete che si ammorbidisce. Mescoliamo sempre, recuperiamo questo, ecco qui, ci abbiamo messo tutta l'acqua e adesso incominciamo a lavorare. Sono semplicissimi da fare, diciamo che il segreto può essere un po' il pisto, a chi piace e a chi non piace. Voi potete anche eliminare, se lo fate voi, degli aromi che non vi piacciono, niente di particolare, insomma, ecco. Vedete, all'inizio sembra che non vengono, poi mano a mano non vi preoccupate che vengono, basta si deve compattare, e poi aggiungerci le mandorle che abbiamo tostato e i canditi. Io mi sono pulita un po' le mani con la farina, vedete? Adesso si è bello compattato, ci vuole un po' di pazienza. Ecco, adesso cominciamo a metterci le mandorle, perché la bontà del roccocò è proprio la mandorla che c'è dentro. Allora, io non ho messo ho fatto una via di mezzo, ne ho messi 250 grammi, potete mettercene anche 200 o anche 300, diciamo che le mandorle si devono sentire, quindi scegliete voi se vi piacciono di più o vi piacciono di meno. Poi questo impasto lo facciamo riposare per una mezz'oretta prima di fare i nostri roccocò. Sotto, qui. Aggiungiamoci anche il nostro bicarbonato di ammoniaca,
e continuiamo a lavorare. Ecco qua, vedete come si è bello rassodato il tutto. Adesso ci mettiamo anche i canditi e abbiamo finito. Facciamo sempre in modo che si assorbano un po' dappertutto. E adesso mettiamo a riposare per una mezz'oretta. Mettiamoci una coppetta sopra rigirata in modo che non si induriscano, non facciano crosticine, o una pellicola, scegliete voi. Io ci metto questa, così, e la lascio qui tanto mezz'ora, non c'è neanche la cosa di spostarla, metterla da una parte, lasciamola qui e fra mezz'ora poi incominciamo a fare le nostre forme di roccocò. Ora che la nostra pasta di roccocò si è riposata, prendiamo e facciamo dei cilindretti. E poi facciamo, ecco, in questo modo, vedete? E poi ci sistemiamo in teglia con carta forno, distanziate, mi raccomando. Facciamo un altro, poi la misura la scegliete voi, se farli più grandi, se farli più piccoli. Io li faccio, diciamo, non troppo grandi, medi, e mettiamo anche questi nella teglia, sempre distanziato, così vedete, e continuiamo. Adesso prendiamo un uovo, lo sbattiamo un po' con il nostro pennellino e spennelliamo i nostri roccocò. Spennelliamoli bene, mi raccomando, perché verranno così belli lucidi sopra. E anche di lato. Una volta spennellati li inforniamo forno caldo 180 gradi per un 25 minuti. Controlliamo 20-25 minuti. Una volta cotti togliamoli dalla carta forno e li mettiamo su una gratella sollevata in modo che si asciugano anche sotto. Vedete come sono venuti belli, adesso si induriranno chiaramente perché adesso sono caldi, quindi sono ancora morbidi. Buone dolcezze a tutti!